Da una parte io devo ringraziare tutti i cittadini di Loreo perché abbiamo raggiunto percentuali oltre alle aspettative. È vero che il sottoscritto puntava a sensibilizzare tutti insieme noi, ha puntato a sensibilizzare la popolazione per dire andate a votare perché il 40% dei aventi diritto al voto non è poco con una lista sola, ma noi l'abbiamo raddoppiata con una lista sola. 5 anni fa abbiamo fatto l'80%, questa volta la nostra lista invece di 1462 preferenze ha portato a casa 1575 preferenze. Quindi mi auguro che quello che scrivete voi stasera, domani mattina qualcuno lo legga, che invece di tirar contro al proprio paese avesse avuto le palle per farsi la lista. Se il disegno era ma tanto se facciamo contro Moreno perdiamo, era comunque un senso civico per la propria comunità e una responsabilità, perché voi dovete capire e pensare che se oggi non c'è opposizione che pensiate sbagliando che questo tavolo qua se ne frega per i prossimi 5 anni, assolutamente no. Perché il nostro confronto del passato, e l'ha dimostrato il comportamento del sottoscritto e di chi mi è stato a fianco, è stato quello di avere un confronto con la minoranza e confronto con i cittadini. E se siamo arrivati ad essere inattaccabili dopo 10 anni è perché abbiamo avuto un comportamento che tutti conoscono, al di fuori di quelle che sono state le scelte, i risultati e le cose che abbiamo avuto un lungo percorso, una su tutte il Covid, ma non è una giustificazione, perché io mi sono già reso conto comunque che nei 10 anni precedenti, con gruppi diversi, perché come è cambiato qualche componente oggi sono cambiati anche nel passato, però io credo che guardando indietro Loreo l'abbiamo rovesciato come un calzino.